10 anni che in Italia e in Veneto la produzione cala mentre i costi lievitano. Un cortocircuito che ha fatto andare in tilt l'agricoltura ed emerge dall'andamento del settore stilato da Veneto Agricoltura presentato alla Fiera Agricola di Verona. Diminuiscono le imprese e i dipendenti. Anno difficile il 2023, un po' per tutto, dai cereali alla carne alla frutta fino alla verdura. Le proteste dei trattori di questi giorni dall'Italia a Bruxelles trovano fondamento, spiega il direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua. La manifestazione è una manifestazione comprensibile e anche i nostri dati lo stanno dicendo. Noi facciamo innovazione nelle nostre aziende, però non vorrei che si pensasse che solo con l'innovazione riusciamo a venire fuori da questa problematica. Quello che sta facendo anche Veneto Agricoltura è anche andare a cercare di far spiegare anche alla comunità europea quant'è il valore etico sotto il quale l'agricoltore non deve scendere. Solo così si può ripartire e affrontare l'altro problema, il clima che cambia. La siccità è stata un flagello. Dell'Acqua è anche commissario straordinario del governo su questo tema. La sfida su cui si sta lavorando sono nuovi invasi e ridurre gli sprechi della rete idrica. In Veneto poi c'è un'altra grande questione, le falde. Quello è l'invaso più grande che abbiamo. Negli ultimi 5 anni sta diminuendo la quantità di acqua anche in questo invaso. Noi dobbiamo fare politiche per recuperare anche quei quantitativi d'acqua che sono sotto il terreno. E come si fa? Si fanno con azioni di ricarica degli acquiferi.